problema del personale, di trovare nuovi giovani e persone che si affaccia al mondo del lavoro, veramente è un'emergenza, perché ormai siamo arrivati, io dico, in fase di emergenza. Anche gli artigiani non sono risparmiati dall'ormai cronico problema di reperire giovani da assumere nelle proprie aziende. Per trovare una possibile soluzione a questo fenomeno trasversale a tutto il mondo economico, Confartigianato Castelfranco da qualche anno sta applicando con successo la legge dell'apprendistato duale. Abbiamo fatto degli accordi sindacali con delle scuole dove noi andiamo a portare in azienda, a assumere dei ragazzi di quarta e quinta superiore, per ora per istituti tecnici professionali, dove all'interno delle aziende questi ragazzi, oltre ad essere regolarizzati con i contributi previdenziali e quello che viene previsto per legge, hanno la possibilità di fare un percorso di formazione però continuo. Una settantina al momento gli studenti di quarta e quinta superiore impiegati nelle aziende del territorio, che lavorano 2 giorni a settimana per tutto l'anno in azienda, mentre per i restanti giorni rientrano in classe per seguire regolarmente le lezioni. Questo ci comporta che dopo 2 anni l'azienda ha già, diciamo, se al ragazzo va tutto bene, il tipo di lavoro e quant'altro, ha già un personale formato, il ragazzo nel frattempo ha avuto la possibilità di guadagnare qualcosa. È possibile stimare, Presidente, chiedo scusa, una percentuale di chi una volta diplomato, che ha fatto questa esperienza, poi effettivamente viene assunto in quell'azienda? Siamo quasi la totalità, stiamo parlando quasi del 100%, credo che siamo intorno al 95%.